Porcella Passo Rest, una montagna che unisce. Ma buongiorno amici e amiche bikers, benvenuti o bentornati sul canale di Fuserigno. Oh, finalmente facciamo un bel motovlog, visto la giornata spettacolare soleggiata qua in Friuli. Ovviamente quando Fuserigno può girare butta a piovere sicuro. Vedrete che oggi almeno 2 gocce le fa, sicuro come la morte. Speriamo di no, speriamo di no. Se non bestemmio, guarda. E insomma, oggi dove vi porto di bello? Vi faccio scoprire un altro passo meraviglioso del mio Friuli. Vi porto sul Passo Rest, che non è un passo pistaiolo, anzi tutt'altro. Diciamo è molto panoramico, curve strettine, strada stretta, però è molto rinomato qua in Friuli e io non l'ho mai fatto, quindi male, molto male Fuserigno, bisogna rimediare. Infatti oggi io e il mio caro buon amico Mattia, che ricorderete che mi ha venduto la Z900, poi ha preso una sportiva Ducati e adesso un MT-09 che sicuramente ci scapperà anche il test ride, quindi faremo un video dedicato per l'MT-09 base. Quindi adesso andiamo a recuperare il nostro amico Mattia, caffettino e via si parte. A few moments later. Buongiorno, Poldi. Ci sto? Sì. Transatlantico qua. Ole. Parcheggio perfetto! Opla. Visto che bella giornata oggi? Spettacolo. Bestia. Manca solo la neve. Bella, no? Bella. Poi soprattutto da questo taglio qua piace un casino. È proprio elegante, Sì. sportiveggiante, ma anche solo un Bel scaricozzo, no? un cappuccino, una brioche alla crema se c'è. No! Ebbene sì, prima o poi doveva succedere, anche a Fuserigno si è buggata la GoPro. Avendo fatto partire la registrazione senza prima accendere la GoPro, purtroppo la salita l'ho registrata senza audio. Comunque, ripartiamo da Udine e ci dirigiamo verso il Passo Rest. Dopo un'ora di strada noiosa e piena di velox, che vi evito, la strada che costeggia il lago di Redona e i paesi di Tramonti di sotto e Tramonti di sopra è una goduria pura. Zero traffico, curve veloci e asfalto ottimo. Mi ricorda molto il Passo Tanamea, sia come curve che come atmosfera e paesaggio. Quando in lontananza scorgi le imponenti montagne friulane ti prepari a un susseguirsi di curve ancora più coinvolgenti, il ritmo inizia a salire e ti prepari ad affrontare i tornanti più stretti e impegnativi. Entri nella magia del Passo Rest. Comunque ragazzi, questa era la prima uscita seria con la Tigerona, il primo giro impegnativo diciamo, stiamo iniziando a conoscerla per bene, ho subito instaurato un bel feeling, devo dire che mi sta piacendo tantissimo come ciclistica, come motore, come facilità d'uso. Non avrei mai detto di trovare una facilità d'uso su una maxi enduro, maxi turistica, chiamatela come la volete, però devo dire che quando si immarsa e inizi a danzare tra le curve veramente ti dà una fiducia impressionante. A breve usciranno dei video con i pregi e difetti e le prime impressioni dopo i primi 1000 km, perché ormai il tagliando dei 1000 km si avvicina, e quindi a breve vi farò sapere più in maniera dettagliata, ecco, i pregi e difetti della Tigerona. Però adesso godiamoci queste fantastiche curve.
Non è un passo pistaiolo, non si raggiungono alte velocità, ma è proprio andando piano che ti godi il momento. Sei circondato dalla natura e concentrato su questi tornanti stretti in salita. Ci vuole un po' di tecnica, ma la difficoltà nel salire in cima al passo viene ripagata da un'atmosfera fiabesca. Mamma mia, che magia! Solo noi motociclisti possiamo capire la magica sensazione dell'attesa che ci porta ai piedi del passo per poi iniziare la danza con la nostra moto. Si diventa tutt'uno con lei e ci si gode il momento. Invincible. Poi a un certo punto scorgi il cartello del passo e la sosta per prendere fiato diventa un momento bellissimo per scambiarci le impressioni sulla strada e magari attaccare il nostro adesivo per testimoniare il nostro passaggio. Eccoci qua, un po' di moto. Bene. Eccoci qua, arrivati Porcella Passo Rest, una montagna che unisce. È un grande classico friulano ed eccoci qua. Guardate qua che spettacolo, ragazzi. Ogni volta che veramente vengo in questi posti, vedo le montagne da così vicino, ti rendi conto quanto siamo piccoli. Siamo veramente delle formichine piccoline in confronto a queste meraviglie qua. Oh, io ho pulito la gomma. Bravo Matteo. L'ho chiusa, Sì? praticamente mi sono tenuto giusto quel millimetro. Eccoci qua, siamo arrivati in cima al Passo Rest, adesivo Fuserigno messo, finalmente conquistato anche questo passo. Devo dire molto impegnativo, perché sono delle curvette belle strette a un certo punto, soprattutto con la Tigerona è dura. Non vi nego che ci vuole un po' di tecnica, non è per tutti, però un panorama veramente fantastico. Guardate qua che roba, veramente stupefacente, bello, un'atmosfera bellissima. Giornata, devo dire, abbastanza freschetta, non c'è il sole purtroppo, però almeno non piove, dai, ci accontentiamo almeno di quello ci è andata bene. Eccoci qua su Passo Rest, altri motociclisti ripartono, noi abbiamo messo il nostro adesivo conquistato, ecco qua, Passo Rest, devo dire super. Mattia, com'è? Benissimo. Bene. Con l'MT poi? MT come andava? Mi dicono sempre monoruota in uscita di curva. Praticamente. Però bene, ecco qua l'MT di Mattia, che a breve verrà sostituito dal multistrada, vero Jessica? Vero Jessica? Non lo so io. Sì. Chi lo sa, magari il prossimo anno Se arriverà. volete vi metto l'IBAN per un bonifico. Link PayPal qua per la donazione, c'è quello di Fuserigno, dopo io giro tutto a Mattia. Bene, eccoci qua, abbiamo fatto 2 foto, 2 video, abbiamo attaccato l'adesivo di Fuserigno, adesso riprendiamo la Tigerona e la 09 e ripartiamo. Adesso andiamo giù per l'altra parte del passo, che mi dice il buon Mattia che è sempre abbastanza strettina, e quindi con calma, tac, oppala, eccomi. Oh, che bello, guarda qua in mezzo al bosco, bello. Becci la birretta rigenerante, è arrivato il grande momento, Mattia. Forza, grazie. La birretta, sì. La birra rigenerante, Non manca mai. eccola qua, è arrivato il grande momento, ci gira.